Beh, per valutare cosa accadrà in America dopo la vittoria di Trump, noi abbiamo due elementi di riferimento. Cosa ha fatto il presidente Trump nel suo primo mandato e quello che ha detto durante la campagna elettorale e quello che sta facendo adesso, appunto nei primi giorni in cui, dopo aver vinto le elezioni, attende di entrare alla Casa Bianca. È una vittoria, una grande vittoria del sovranismo. Non dimentichiamoci però che Trump è un sovranista americano e quindi continuerà a perseguire gli interessi degli Stati Uniti. Non illudiamoci che possa rappresentare un cambiamento, certo forse lo sarà, ma non per l'Europa, ma non farà gli interessi dell'Europa e probabilmente ce ne accorgeremo presto sul dossier ucraino, dove pare che Trump voglia confermare il desiderio di sganciare gli Stati Uniti da quella guerra. Questo lascerà l'Europa, rischia di lasciare l'Europa col cerino in mano a gestirsi la ricostruzione post-bellica dell'Ucraina e un confronto da guerra fredda con la Russia di Putin.